Ogni dichiarazione rilasciata in questo video è documentabile. Non vediamo l'ora di poterlo dimostrare nelle sedi opportune, ma siccome la burocrazia è lenta, affinché tutto questo non venga dimenticato e affinché non ci siano nuove vittime, procedo. Dopo il mio intervento lascerò la parola ad alcuni dei miei testimoni, così che alla fine delle danze possiate valutare da soli. Al di là di aver vissuto questo sulla loro pelle, io per chiarezza e per trasparenza ho fatto vedere loro le prove di ciò che sostengo. Sono Marco Mura, un numero di autori di testi, lavoro nella musica e collaboro con diversi artisti a livello nazionale. A febbraio del 2021 ho rilasciato delle interviste nelle quali dichiaravo di essere stato truffato dai signori Marco e Paolo Palumbo e in cui richiedevo espressamente i miei diritti riguardo il testo della canzone Quella notte non cadrà, che appunto Paolo duetta insieme al rapper Achille Lauro. Si è parlato quindi di una denuncia per plagio e violazione del diritto copyright nei confronti di Achille Lauro, Marco e Paolo Palumbo. Ma c'è dell'altro. Nonostante la diffida che il mio avvocato ha rilasciato nel dicembre 2020, ancora oggi il brano è presente su YouTube, Spotify e su altre piattaforme digitali. Andate a guardare. Beh, a questo punto mi sembra chiaro che i signori Marco e Paolo Palumbo e Achille Lauro, accusati di aver modificato, partecipato o collaborato nella divulgazione di contenuti senza il mio consenso, stanno facendo richiesta mercante, insomma non vogliono collaborare e stanno comunque sia in qualche modo sfruttando quello che è il loro seguito mediatico. Beh, sinceramente questa nei miei confronti è una grande mancanza di rispetto, non la tollero più però. Non si fa ragazzi, perché se tutto questo fosse successo a voi, io non credo che vi sarebbe piaciuto. Questo per me non è un modo per acquisire la notorietà o la fama di Paolo, come mi è stato accusato, piuttosto il mio modus operandi per dimostrare che io dico la verità. Signori, non ho bisogno di sfruttare la fama di un ragazzo malato di SLA, con tutto rispetto. Fama di che? Allora, a questo punto io mi chiedo che motivo avrebbero di non rispondere se la coscienza pulita è la loro, come dicono. Che motivo avrebbero di nascondersi se il bugiardo è Marco Mura? E se Marco Mura, a detta loro, li ha aiutati solamente a mettere in metrica alcuni testi, perché non mi hanno denunciato? Perché non mi hanno calunniato? Forse perché ho le prove per dimostrare il contrario di ciò che sostengono? E Achille Lauro perché a sua volta fa il loro stesso gioco del silenzio, come mai se Achille Lauro non canta testi scritti da altri, come hanno dichiarato i signori Palumbo nella testata giornalistica di Sardegna Live nel mese di febbraio. Nell'archivio SIAE non appare in nessun modo il nome di Achille Lauro sulla scrittura del testo, ma solamente il nome di Paolo Palumbo. Più tardi approfondiremo questo punto perché è molto probabile che Achille Lauro, per sua scelta, abbia ceduto la paternità dell'opera, come ha fatto già qualcun altro. A questo punto mi chiedo dove è andato a finire il disco che Paolo avrebbe pubblicato nel 2021. Me lo chiedo e se lo chiedono in tanti. Beh, è inutile girarci attorno. Io ho avuto modo di sviluppare degli altri testi commissionati dal signor Marco Palumbo e dal signor Paolo Palumbo. Tutti i brani che Paolo avrebbe duettato insieme a svariati big nazionali. Solo per citarne qualcuno, ho scritto per Mario Biondi, per Francesco De Muro, per Massimo Ranieri, Mica, Tullio D'Episcopo, eccetera, eccetera, eccetera. Non vedo motivo per cui non si sia più parlato dell'uscita di questo disco. E procedo. In SIAE ci sono dei brani depositati in cui l'autore dei testi risulta sempre e solo Paolo Palumbo. Non c'è nemmeno un feat con gli artisti che hanno prestato la loro collaborazione. Addirittura tra i titoli ho avuto modo di leggere che c'è una frase che si amarti, amarti, amare, che è chiaramente presa da un testo che io ho intitolato Parole senza scudi, che un giorno
E così feci leggere a Marco Palumbo per avere così un suo giudizio personale, no? Un suo parere personale. Volevo capire un pochettino se questo testo piacesse a lui come piaceva a me. Ma sì, certo, ho detto, ma quasi quasi magari lo proporrà qualcuno, no? Beh, così è successo. È successo che questo testo è stato usato per una collaborazione che Paolo, con un duetto che Paolo avrebbe dovuto fare insieme a Massimo Ranieri. Il problema è che il signor Marco Palumbo e il signor Paolo Palumbo non sanno che io quel video l'ho pubblicato su YouTube praticamente un anno prima, ovviamente con il titolo che io avevo attribuito, quindi se voi date un'occhiata sul mio canale YouTube troverete Parole senza scudi e la famosa frase che loro hanno utilizzato come titolo Amarti, amarti, amare. Vogliamo parlare di Evangeline? Evangeline è il titolo di una canzone che ho scritto per Paolo nel duetto che avrebbe dovuto fare con Zucchero Fornaciari, brano che in qualche modo a detta di Paolo Palumbo Zucchero ha rifiutato. Beh, quel brano lo abbiamo registrato in uno studio di registrazione a Quarto Sant'Elena e in quella giornata come dire, lo studio era pagato da da Paolo e Marco Palumbo perché ovviamente siamo andati a nome loro. Il brano è stato registrato da Emanuele Sulis, un mio amico, e pensate che in tale giornata abbiamo trascorso tutta la mattinata lì ed è successo che c'era qualche frase fuori metrica, le frasi modificate da loro. E a detta di Marco Palumbo, quel testo modificato lo avevano modificato Giulio Rapetti Mogol e Cheope, il figlio di Mogol, Alfredo. Beh, era fuori metrica, ma io non mi sono bevuto nemmeno un momento alla cazzata che quel testo l'avessero modificato Mogol e Mogol. Insomma, fatto sta che questo brano comunque sia risulta depositato ugualmente in SIAE, musica Enrico Melozzi, testo Paolo Palumbo, però di Mogol, di Alfredo Rapetti, Cheope, di Marco Mura, nemmeno l'ombra. Quindi anche in questo caso il testo risulta scritto da Paolo Palumbo, giusto? Va bene, facciamo finta che sia così. Vogliamo parlare del brano presentato quest'anno al Festival di Sanremo 2021 da Paolo? Quello che Paolo ha duettato insieme al tenore Francesco De Muro, che non è stato preso in gara per ovvi motivi, ma per carità è un bellissimo testo, ma vogliamo dire che lo ha scritto Paolo? Non ci ha messo del suo Anastasio o Marco Mura e prima che venisse modificato? Siamo sicuri che sia così? Cari miei, a me mi dispiace perché Paolo in questo caso appare un tuttofare. Sì, ci sta, ci può stare, ma insomma non me la bevo. Non me la bevo e non lascerò che se la bevano tutti. A me mi dispiace, però così non si fa. È ora di smetterla, di fare leva sul dolore e sulla malattia, perché io mi sono aperto con voi. Vi ho detto che io stesso ho avuto problemi di salute 5 anni fa, nel 2016, ho avuto una malattia rara al sangue, mortale al 95% e stavo per morire semplicemente, però di tutto questo non ho fatto un business. E pensate veramente che i miei genitori di tutto questo non ne abbiano sofferto? C'è una cosa importante che voglio aggiungere, una cosa finale che voglio dire a te Paolo. Lo grido tutti i giorni proprio come te il mio viva la vita, perché nonostante tutto ne vale la pena. Io sono d'accordo che errare humanum est, però se diventa una cattiva abitudine alla fine si fa solo del male. E tu sei un po', insomma, sei un po' incoerente con il tuo modo di agire e con il tuo modo di predicare. Guarda, io sono pronto al perdono, capisci Paolo? Sono pronto a perdonare. Però questa cosa la dobbiamo comunque sia risolvere, perché altrimenti non si impara niente. Sono Daniele Barbato Boe, sono un musicista nuorese e nel 2020 venni contattato da Marco Palumbo per lavorare dei brani che avrebbero dovuto far parte del disco del figlio Paolo, ecco.
Io mi misi subito al lavoro perché comunque conosco Marco da molto e conosco la storia di Paolo. A un certo punto mi chiese Marco se conoscessi un bravo scrittore di testi e io feci il nome di Marco Mura, un ragazzo con cui collaboro da tanti anni insomma so della sua professionalità, della sua bravura, ecco, nello scrivere e la sua preparazione. Dunque gli feci il suo nome. Ecco qua come è nata la collaborazione, ecco, da Marco e con Marco, insomma. Sono Sonia Mucelli, la ragazza di Marco Mura. Sono stata molto felice quando gli è stato commissionato il lavoro di scrivere i testi di un intero album da parte di Marco Palumbo, il papà di Paolo, il ragazzo con la SLA. Questo album avrebbe dovuto vedere poi Paolo duettare con diversi artisti famosi a livello nazionale. Io in quei mesi ho visto Marco lavorare con passione, di buona lena, giorno e notte, assecondando tutte le richieste dei signori Palumbo. Tra l'altro ho anche cantato il provino di uno di questi brani per mandarlo poi a Marco Palumbo. Questo stesso brano poi era stato registrato in una sala qui a Quarto Sant'Elena, cantato da Emanuele Sulis, e io ho assistito a quella giornata, a quella mattinata di registrazioni. Marco Mura era stato anche invitato a casa dei Palumbo per discutere di questo album, di questi lavori. Il giorno in cui è andato l'ho accompagnato io alla stazione a prendere il treno per Oristano. E poi era stato anche invitato al compleanno di Paolo, che si sarebbe tenuto ad agosto e in cui sarebbero stati presenti diversi VIP del mondo dello spettacolo. Marco Mura era stato invitato insieme a me. Mi chiamo Emanuele Solis e sono qua perché voglio testimoniare un fatto che mi è accaduto lo scorso anno, aprile-maggio 2020, dove venni chiamato dal signor Marco Mura, autore di testi di canzoni, di poesie, che ebbi il piacere di conoscere parecchi anni fa durante una mia esibizione al Canora, il quale mi chiedeva appunto se avessi il piacere di realizzare delle demo vocali di alcuni testi commissionati dal signor Marco Palumbo e Paolo Palumbo per la realizzazione di un album dove includeva degli artisti nazionali. Io realizzai appunto le demo, feci avere tutto il materiale a Marco Mura, che insomma lavorava 24 ore su 24, ci sentivamo costantemente, lui sono testimone che lui lavorava su questi testi commissionati e niente, poi successivamente fui chiamato dal signor Marco Palumbo che mi promise di addirittura, visto il lavoro svolto, di inserire un brano scritto sempre da Marco Mura dove praticamente io cantavo insieme ad un artista nazionale. Ma non ebbi poi più notizie se non la notizia appunto che uscì un singolo di Achille Lauro insieme a Paolo Palumbo, scritto da Marco Mura, ma che Marco Mura non venne citato da nessuna parte. Niente, io realizzo questo video perché voglio sia fatta chiarezza su questa ingiustizia, a mio avviso. Spero che Marco possa ottenere quello che merita, quindi il giusto riconoscimento di questi testi. Grazie. Ciao a tutti, io sono Christian Pintus in arte Cuma Libre. Senz'altro qualcuno si ricorderà di me perché l'anno scorso sono stato ospite al Festival di Sanremo insieme a Paolo Palumbo. Abbiamo presentato il brano Io sono Paolo. Faccio questo video per dire pubblicamente che sto dalla parte di Marco Mura. Io non credo che un artista del suo calibro abbia bisogno di farsi promo dietro un malato di SLA. L'anno scorso mi sono trovato a lavorare per mesi dietro un brano dove poi non mi è stato riconosciuto praticamente nulla. Se voi cercate nel web, nei digital, ovunque, troverete sempre musiche e testi di Paolo. Ed è veramente incredibile come l'Italia si sia bevuta sta cosa, perché ragazzi, un malato di SLA
che non ha mai fatto musica, all'improvviso si sveglia, scrive un testo per Cuma Libre e lo porta a Sanremo. C'è qualcosa che non va. Esce il brano sui digital store, su YouTube, ovunque. Ragazzi, potete andare a cercare, non sto raccontando stronzate. Esce il brano e tu non leggi nemmeno Fit Cuma Libre, ma dici, cavolo, umanamente parlando mi ha dato tantissimo. Ma perché non scrivere nemmeno Fit Cuma Libre dopo che io vi cedo tutto quanto? Che senso ha? Cioè, cosa ne avete? Non vi avrei rubato comunque niente. Fit Cuma Libre era un dire grazie Cuma Libre per ciò che hai fatto. Perché se andiamo a vedere quella traccia, l'intro lo canto io, è scritto da me. La prima strofa è scritta da me. Il ritornello mi è stato passato, ok? Se non sbaglio l'ha scritto Anastasio. L'ho interpretato a modo mio. L'ultima strofa, che è di Paolo, è stata comunque trattata da me, Walter De Masi, non è rimasta tale, c'è stato un lavoro, l'abbiamo costruita in 9 ore. L'outro è mio. Le musiche sono di Andrea Cutri, Walter De Masi e altri musicisti. Perché scrivere testi e musiche di Paolo, ragazzi? Io sarei stato anche zitto, va bene, perché è successo a me, va bene, a una persona. Ci siamo. Ma quando dopo un anno leggo nei giornali che è risuccesso a un altro ragazzo, io lì non ci sto, ragazzi. Perché allora non va bene, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Con molto cuore io posso anche dire l'ha fatto Paolo dall'inizio alla fine, anche se non è vero, per dare i crediti a una persona malata, perché ho il cuore. Io ho passato la malattia in casa, ho perso mio padre giovane a 50 anni, so che cazzo significa il dolore, quindi non mi insegnate nulla. Ragazzi, questo significa approfittare delle persone che hanno un cuore. Io oggi sono veramente triste, perché anche l'Italia è veramente stupida, stupida. Io veramente per un anno ho pensato, basta, smetto di cantare. Mi hanno fatto odiare ciò che amavo di più, cazzo, la musica. Mi hanno tagliato le ali, per non dire che quel brano è stato costruito da Cuma Libre e Paolo è un'aggiunta, perché il lavoro di quel brano non è di Paolo, non è della famiglia, non è di nessuno se non mio e di chi ha collaborato con me. Non voglio andare oltre, non voglio muovere una causa legale, non mi interessa, non voglio la paternità, non voglio i soldi, volevo semplicemente un featuring Cuma Libre, perché quella traccia non l'avete creata voi. Mi dispiace uscire così con sto video, però mi sono stancato. Mi sono stancato di leggere ancora oggi che un ragazzo viene preso per il culo. Marco Mura non se lo merita, come non me lo meritavo io, ok? Io, ragazzi, parlo direttamente con voi in cam, vi ho voluto bene davvero, e questa è la cosa che mi fa più male. Mi avete distrutto, distrutto. Io Marco sto con te, sto al tuo fianco, va bene? Ti abbraccio, in bocca al lupo.